Il vincitore Zaia e lo sconfitto Tosi, una vittoria che rischia di trasformarsi in quella di Pirro per il governatore uscito dal Consiglio federale di Milano con l'investitura ufficiale di candidato della Lega Nord in Veneto, ma con la base in subbuglio nuovamente divisa. Il governatore tira dritto, non si getta nel lagone da Marghera, dove ha tagliato il nastro di un nuovo convoglio per i pendolari, spiega la sua linea. In questo momento, per quel che mi riguarda, a pancia a terra vado avanti per la mia strada sul mandato che mi ha dato il Consiglio federale. È stata nominata una persona di provata fede leghista e soprattutto di provata anche esperienza e penso che riuscirà a ricompattare il movimento. Con Tosi e la sua linea di autonomia per il Veneto, la segreteria di Venezia è pronta allo strappo. Questo è un affronto a tutti i militanti che hanno votato democraticamente le segreterie provinciali e a sua volta il segretario nazionale. Di conseguenza a questo punto si sentono esautorati dalla loro facoltà di decidere gli eventuali candidati per le regionali e anche comuni di Venezia. La lista dei candidati alle regionali per Venezia è stata fatta, ma il Consiglio nazionale di giovedì sarà tutt'altro che semplice. Teme il commissariamento il segretario provinciale nominato dalla segreteria Tosi dopo una lunga stagione di veleni in quella lagunare, ma lui di rimanere a casa non ha paura. I problemi sono altri. E forse qualcuno ha fatto male i calcoli, perché poi saranno i militanti che dovranno raccogliere i voti in Veneto, ok? E se loro si sentono esautorati e se per caso, e questo non me lo auguro, in qualche lista entrano i fuoriusciti della Lega, questo sarebbe molto grave. Da Milano, direzione tutte le sedi, è partito il verbale del Consiglio federale che mette nero su bianco l'out-out a Flavio Tosi, o la Lega o l'associazione Il Faro. I 7 giorni sono partiti e scadono lunedì 9. Il Faro, al quale io non sono iscritto, okay, è stato approvato da una delibera del Consiglio federale, quindi non capisco perché tutta questa, tutto questo fuoco, questa benzina buttata al fuoco in questo momento. Giovedì sera il Consiglio nazionale, con Giampaolo Dozzo nella veste di supercommissario per le candidature alle regionali, la resa dei conti, una riunione in cui i leghisti veneziani sono pronti a dare battaglia.